risoluzione della consigliera Morena Martini per il Tribunale di Bassano, le conferme del governo. Domani funerali di Alex Zanardi, il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale. Asolo, 65enne, precipita per 3 metri dal tetto, batte violentemente la testa e muore sul colpo. Falde acquifere in sofferenza e canale Mignano in secca a maggio, i primi segnali di siccità. Al via la settimana della dunata, un fiume di alpini verso Genova, allerta pioggia. Asfaltature lungo la Valsugana per 5 settimane, il sindaco serve una strategia. Lasciano il cane nel bagagliaio mentre sono al cinema, coniugi denunciati per abbandono di animale. Il Cittadella passa il primo turno dei play-off pareggiando 2-2 in casa con l'Arzignano. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Bassano. Questa sera apriamo con la politica. A Palazzo Ferrofini viene presentata una risoluzione della consigliera Morena Martini per il Tribunale di Bassano e arrivano conferme dal governo. A maggio si va in aula con il pacchetto che dovrebbe portare alla riapertura del Palazzo della Giustizia. Il progetto del nuovo Tribunale della Pedemontana metterà piede in Parlamento. E finalmente, viene da dire, finalmente appunto ci sono anche dei tempi sulla discussione che dovrebbe portare il condizionale d'obbligo, come pure tutta la scaramanzia del caso, alla riapertura del Palazzo di Giustizia bassanese prima della fine di questa legislatura. La novità arriva da Venezia, dove la consigliera regionale Morena Martini ha presentato una risoluzione che impegna il governo veneto a fare tutto quello che è nelle sue possibilità per portare avanti la causa del Tribunale di Bassano. A fornire una prima e clamorosa tempistica è il presidente della Commissione Giustizia alla Camera. Da Veneto sono fiducioso e stiamo lavorando per questo. Adesso inizia una fase parlamentare che nei mesi di maggio e giugno entra nel merito, le audizioni prima, gli emendamenti poi, e lì andremo al dunque per capire i tempi finali di questo provvedimento. Insomma, a maggio audizioni, a giugno emendamenti. Una marcia a tappe serrate per chiudere prima possibile un pacchetto che comprende anche altri tribunali. La cosa importante che è stata inserita nel testo del disegno di legge è stata più risorse, quindi non è vero che si tolgono risorse ad altri tribunali se si istituisce il Tribunale di Bassano, ma arrivano in Veneto più risorse. Questo credo sia un argomento importante che spegne anche qualche resistenza forse eccessiva. A Venezia c'era pure il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, che non si è mai tirato indietro quando è stato il momento di dar battaglia per il progetto. Qui non si tratta di riavere indietro il giocattolino che qualcuno ha portato via, ma di investire davvero su un nuovo tribunale che non è un tribunalino, che prevede una circoscrizione molto ampia con 500.000 abitanti, e quindi questi sono utenti, sono cittadini, sono imprese che meritano ovviamente una risposta. Non ci sono giocattolini, non ci sono tribunalini. C'è un territorio che vuole il tribunale e lo vuole senza andare a togliere niente a nessun altro. E la Martini lo ribadisce chiamando tutti alla volata finale. Basta contrapposizioni, uniamoci, è il momento giusto, il governo ha già fatto la sua parte, ora tocca al Parlamento e tutti uniti per poter portare a casa un grande risultato, non per Bassano, per il bassanese, per il cittadellese, per la pedemontana, ma un grande risultato per tutto il Vicentino. Le reazioni dei sindaci di Bassano e Cittadella e delle categorie economiche tra speranze e preoccupazioni. Questa parte è una battaglia che anche all'interno di questi palazzi insomma, è stata dibattuta più volte, perché al di là di progetti di legge statale, di soluzioni presentate, le battaglie fatte nel territorio, è anche un segno, no, della forza di volontà, perché penso che poche volte abbiamo visto un territorio così determinato. Il sindaco Nicola Finco alla presentazione della risoluzione in Consiglio Veneto del nuovo Tribunale della Pedemontana è convinto. L'ottavo presidio giudiziario del Veneto è una necessità. Gli fa eco il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, che parla però anche di preoccupazione per i tempi.
La volontà politica c'è da un po', nel senso che quando siamo stati a Roma in delegazione, insomma, il Ministro ci ha rassicurato che avrebbe portato in Consiglio dei Ministri e così ha fatto. Ora aspetta al Parlamento. La preoccupazione qual è? C'è una preoccupazione che i tempi ormai sono stretti, perché tra un anno si andrà alle elezioni politiche e quindi o il Tribunale verrà istituito entro il 2026 o altrimenti il rischio è che salti tutto. La contrapposizione Vicenza-Bassano sul nuovo Tribunale è conclamata. Le resistenze non fanno mai bene, quando hai anche un'opposizione che magari arriva all'apertura, un'opposizione che arriva anche da un territorio abbastanza vicino, ingiustificata, perché da più parti, del Ministro in primis e poi dal Sottosegretario e comunque dalle parti politiche nazionali è stata data rassicurazione che le risorse degli altri tribunali non verranno toccati, ecco, questo non si capisce. William Beozzo, presidente di Confapi, alla domanda se è soddisfatto delle risposte della politica, dice: sono molto preoccupato, per essere sincero, però mi rafforza il fatto della volontà continua del territorio e non solo di portare a casa questo risultato che serve a tutti i veneti. Beozzo è preoccupato perché ho sentito parlare di richieste di ulteriori 33 tribunali e siccome sono tanti anni che faccio parte del comitato per il Tribunale della Pedemontana e finché non lo vedo non ci credo. Ecco, non vorrei un'altra volta essere preso in giro. Mi dispiacerebbe per me, per il territorio e per tutto quello che il territorio della Pedemontana dà a noi. Insomma. Finco conclude. Siamo nelle mani del Parlamento e sappiamo benissimo come funzionano poi gli equilibri romani. Sta di fatto che oggi c'è un testo di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, c'è una chiara volontà del territorio, oggi la responsabilità è del Parlamento e in particolar modo anche di chi rappresenta il nostro territorio a livello centrale. Siamo ancora lontani dall'estate, ma già la siccità inizia a dare i primi segnali. Dai monti alla pianura, in più si aggiungono lavori sulla rete dei canali artificiali. Vedere gli impianti di irrigazione accesi nei campi già ai primi di maggio è segno di un problema idrico. Il livello dei fiumi e della falda si è infatti abbassato notevolmente. Alla fine di aprile abbiamo un abbassamento di 1,50 m, 1,80 m rispetto al 2025 come falda e questo dà da preoccupare molto perché effettivamente ci auguriamo tra l'altro che iniziare a poter ricaricare la falda con l'irrigazione a scorrimento. Come già accaduto negli anni scorsi, in primavera si stanno verificando delle asciute prolungate nel canale Mignano. Si tratta di una derivazione artificiale del Brenta che parte da San Nazario e arriva alla centrale elettrica di Cabarzizza, con un ulteriore prolungamento a Bassano verso la Conca d'Oro e San Vito. Sì, effettivamente ci sono alcuni problemi su un canale in particolare con l'Enel per dei lavori programmati, si sono allungati un po' di più. Se guardiamo gli altri 2 anni ha sempre piovuto questo periodo, quest'anno siamo su un momento di siccità, però a detta dell'Enel, anche su sollecitazioni del consorzio, tra un paio di giorni apriranno e per cui inizieremo anche a dare acqua da quella parte là. La siccità si somma alle pressioni economiche derivanti dalle crisi internazionali e la pioggia attesa in questi giorni non risolverà la carenza nei fiumi e nelle falde. Uno dei nostri primi obiettivi è quello di tentare di fare dei piccoli bacini analizzando tutte le aree e tutte le location, perché effettivamente c'è la possibilità che più di grandi invasi condividere con la cittadinanza il fatto di fare delle vasche nei vari territori. Parte la settimana più importante dell'anno per gli alpini. Domenica ci sarà l'adunata nazionale di Genova. È iniziata la settimana più importante dell'anno per gli alpini, che da venerdì a domenica saranno a Genova per la 97esima adunata nazionale. C'è grande fermento nelle 3 sezioni di Bassano del Grappa, Marostica e Asiago per l'organizzazione della trasferta. Qualcuno infatti è già partito con le famiglie per qualche giorno di vacanze in Liguria. Qualcun altro partirà nelle prossime ore, poi verrà il turno dei tanti gruppi che raggiungeranno Genova in tempo utile per la festa di sabato e naturalmente per lo sfilamento di domenica mattina. E così potremo rivedere il vessillo della Montegrappa che richiama alla memoria l'epopea della montagna sacra su cui si infransero le speranze imperiali di invadere la pianura veneta. E poi Marostica con la sua dedica al tenente Cecchin e il suo carico di storia tuttora visibile sul territorio. Infine Asiago con i 7 comuni dell'altopiano e quella colonna mozza che partecipa a tutte le adunate, fedele copia della testimonianza che dalla cima dell'Ortigara, Calvario degli Alpini, dona a tutti il suo monito, per non dimenticare.
E come ogni anno noi di Rete Veneta saremo a fianco degli alpini per raccontarvi le emozioni di questa adunata nazionale, in diretta con edizioni straordinarie e nei TG con tutti gli approfondimenti di un evento storico. Gran finale domenica con lo sfilamento a partire dalle 7:30 del mattino e fino al passaggio della stecca. Cambiamo ora argomento, sono iniziati con puntualità i lavori di asfaltatura lungo la Val Sugana, dureranno 5 settimane, rimangono però le criticità di un'arteria ormai insufficiente. È stato puntuale come da cronoprogramma l'avvio dei cantieri di risanamento del fondo stradale lungo alcuni tratti della statale 47 Val Sugana. Il primo cantiere con restringimento di carreggiata è stato realizzato verso nord all'altezza di Romano Dezzelino. Si proseguirà fino al 12 giugno con inevitabili rallentamenti nei tratti interessati dai lavori che si aggiungono ad altri cantieri già presenti, specialmente nel territorio di Valbrenta. Quindi tutte queste situazioni che da un lato sono positive perché c'è cura dal punto di vista stradale del nostro territorio, dall'altro, come si diceva, comportano restringimenti importanti con corsie a 30 all'ora e quindi voi potete immaginare, insomma, nei momenti di punta di traffico come è stato ad esempio questo weekend, cosa può accadere nel nostro territorio. Sono più di 20.000 i veicoli che ogni giorno transitano da nord a sud, drenando traffico sia dall'autostrada del Brennero sia dalla superstrada pedemontana. In particolare sofferenza per la sua configurazione è l'abitato di Carpanè, dove i lavori fino al 12 maggio sono previsti in orario notturno per limitare i disagi. Resta un problema generale di viabilità che coinvolge l'area vasta fra Trentino e Veneto. Noi adesso attendiamo un nuovo incontro con la Regione e con ANAS per cercare quantomeno di superare le problematiche che ci sono nell'ingresso a Sannazzaro, soprattutto il superamento di questo bypass, di questo centro di Carpanè che è un vero collo di bottiglia che impedisce, insomma, al traffico di fluire. Ovviamente il grande tema è il completamento della Valdastico Nord da un lato e l'ammodernamento della Val Sugana. Noi ovviamente lavoriamo per l'ammodernamento della statale 47, però attualmente, come si vede, il traffico è tutto qua con motivi di preoccupazione rilevante. Cronaca nera, tragedia nel pomeriggio a Villa d'Asolo, un volontario della parrocchia è morto cadendo dal tetto di un edificio. Sono stati inutili i soccorsi per Giuseppe Zanon, 65enne di Villa d'Asolo, morto sbattendo violentemente la testa dopo una caduta da circa 3 metri di altezza. L'episodio si è verificato intorno alle 16 all'interno del circolo ricreativo di Via Calderon, nei pressi della parrocchia. La gravità delle ferite riportate al cranio avrebbe causato il decesso pressoché immediato dell'uomo. L'elisoccorso, intervenuto in pochi minuti assieme a un'ambulanza e all'automedica del Suemi di Crespano, è infatti rientrato alla base subito dopo la constatazione del decesso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della caduta, raccogliendo anche le testimonianze delle persone eventualmente presenti al momento del fatto. Un malore, una scivolata, una distrazione, tutte le cause sono al vaglio degli inquirenti per capire cosa abbia causato la caduta, avvenuta mentre il 65enne, ex muratore e da sempre volontario della parrocchia, stava facendo dei lavori sul tetto dell'edificio adibito a bocciofila. Non è chiaro come Zanon sia arrivato in cima alla copertura, né appunto cosa lo abbia fatto precipitare a terra, provocandogli la frattura del cranio. È stato un altro dei volontari a trovare il cadavere già a terra a metà pomeriggio. Vasto il cordoglio per l'intera comunità parrocchiale e civile, dove Zanon era molto conosciuto. Un parapendista si trova all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo un incidente con il parapendio avvenuto a Pove del Grappa. Si tratta di un cittadino straniero e è precipitato da un'altezza di circa 10 metri cadendo a terra in modo violento. Alcune persone presenti sul posto hanno dato l'allarme ai soccorsi. Il ferito, una volta stabilizzato, è stato trasferito al San Bortolo. Le sue condizioni non sarebbero critiche. Vanno al cinema e lasciano il cane nel bagagliaio dell'auto. È accaduto a Bassano, 2 coniugi denunciati per abbandono di animale. Loro a gustarsi il film, il loro cane che abbaiava rinchiuso nel bagagliaio dell'auto nel parcheggio della multisala.
Un tempo troppo lungo, un paio di ore, incompatibile con qualsiasi condizione di benessere per l'animale. Per questo i carabinieri della stazione di Bassano del Grappa hanno denunciato 2 coniugi, entrambi pensionati e residenti a Romano de Zelino, per il reato di abbandono di animale. L'intervento risale al 23 aprile scorso, quando i militari sono stati chiamati a verificare una situazione sospetta. Una volta sul posto hanno accertato che il cane era stato lasciato incustodito nel vano posteriore dell'auto, con i finestrini chiusi e in condizioni definite incompatibili con la sua natura. Una situazione di forte disagio e stress per l'animale, rimasto rinchiuso per tutta la durata della proiezione. Dopo gli accertamenti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica. Il caso ripropone l'attenzione sul rispetto degli animali e sulle responsabilità dei proprietari, soprattutto con l'arrivo della stagione più calda. 2 rumeni di 41 e 37 anni sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri di Bassano del Grappa per un furto avvenuto lo scorso 19 marzo all'interno di un negozio di elettronica in un centro commerciale cittadino. A far scattare le indagini la denuncia del titolare, che aveva segnalato la sparizione di 10 aspirapolvere di marca per un valore complessivo di oltre 6.000 euro, decisivi filmati di videosorveglianza e le testimonianze raccolte. I 2 di origine rumena e senza fissa dimora avrebbero agito con la tecnica della distrazione. Uno impegnava il personale mentre gli altri portavano via la merce. In fase di identificazione anche un terzo complice. Adesso invece alcune notizie dal territorio. Ieri pomeriggio il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è intervenuto per un deltaplano precipitato all'altezza del quarto tornante della strada Generale Giardino a Semonzo. Il pilota, un 63enne di Campo San Piero, era rimasto sospeso su una pianta nel vuoto a un'altezza di 10 metri. In occasione della giornata mondiale dell'asma, il 6 e il 13 maggio all'ospedale San Bassiano sarà possibile eseguire gratuitamente una spirometria senza impegnativa ma su prenotazione e ricevere la consulenza di uno specialista pneumologo in modo da favorire la diagnosi precoce della patologia. Sono ripresi nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione della rotatoria di Casoni di Mussolente sulla strada provinciale 75. Le operazioni proseguiranno per circa 40 giorni, condizioni meteo permettendo. Sono stati inaugurati nuovi impianti sportivi di Campagnari di Tezze sul Brenta. Non solo un campo da gioco, ma un punto di ritrovo, di amicizia e condivisione restituito alla cittadinanza. Gli studi medici di medicina generale Benetti, Guagno, Menegatti, Zanetti e Kane dal 1 maggio sono trasferiti in via Verdi 177 a Campo d'Arsego. Restano invariati gli orari di accesso. La vigilia dei funerali di Alex Zanardi a Padova, attese per domani migliaia di persone. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha proclamato il lutto regionale. Bandiere a mezz'aste in tutti gli edifici regionali e lutto in tutto il Veneto per i funerali di Alex Zanardi che si svolgeranno a Padova nella Basilica di Santa Giustina. Il presidente Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale in segno di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia del campione morto venerdì 1 maggio. La scomparsa di Zanardi ha suscitato grande commozione in tutto il Veneto, regione con cui aveva un forte legame, scegliendola come sua casa. Il Veneto intende manifestare il dolore della comunità intera e testimoniare che l'esempio che Alex lascia sarà sempre un modello e un'ispirazione per generazioni di giovani e di persone a cui la vita riserva difficoltà, ha sottolineato il presidente Stefani, che domani mattina parteciperà alle esequie a Padova insieme a tante altre istituzioni. In città, come rappresentante del governo, dovrebbe arrivare il ministro dello sport Andrea Bodi. Oggi al Quirinale, incontrando le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, una persona
persona di grande spessore umano, capace di motivare i giovani. Zanardi non soltanto richiama affetto ed ammirazione, ma anche un futuro di riconoscenza. Queste sono le figure che illuminano il nostro sport e danno il senso dell'importanza dello sport nella società, ha detto Mattarella. A Padova, per salutare il grande campione, non solo di sport ma anche di vita, sono previste migliaia di persone, non solo famosi come Fabio Fazio, Gianni Morandi e Bebe Vio, ma tanta gente comune. Ciao Alex, pedala libero per l'universo. Ad officiare il funerale Don Marco Pozza, il cappellano del carcere di Padova, con cui Zanardi aveva un rapporto di profonda amicizia. Insieme a Don Marco ci sarà anche padre Federico Lauretta della Basilica di Santa Giustina. Previsto anche un maxi schermo. Il feretro intorno alle 10:30 di domani mattina lascerà la struttura dell'OIC della Mandria, dove Zanardi era ricoverato da tempo, protetto dalla famiglia che in questi anni ha sempre custodito la privacy del campione dopo l'incidente in Toscana con l'handbike nel giugno del 2020. L'ultimo viaggio di Alex tra l'abbraccio dei tanti a cui lui ha insegnato il coraggio e la forza di vivere. Much more than this, I did it my way. Alessandro Zanardi. Passiamo ora allo sport. Il Cittadella passa al primo turno dei play-off pareggiando 2-2 in casa con l'Arzignano. Finisce 2-2 al tombolato, ma un pareggio che pesa per i padroni di casa, che passano il primo turno dei play-off di Serie C. Il Cittadella parte forte e vola sul doppio vantaggio, sembrando in controllo. Nella ripresa, come spesso succede, il calcio cambia volto. I giallo-celesti reagiscono, accorciano con Nanni e trovano il pari con Bernardi. Nel recupero è l'ex Minesso a sfiorare il colpo del KO. All'Arzignano resta l'impianto, come analizza Sergio Gasparin. Il Cittadella invece deve migliorare. Sembrava una strada in discesa, con la doppietta di Rabbi nei primi 18 minuti. Il Cittadella al tombolato si è portato sul 2-0 e invece nella seconda frazione è cambiato tutto. L'Arzignano meritatamente ha pareggiato, colpiti un legno per parte, e poi ha avuto un'occasione incredibile negli ultimi 2 minuti di partita, dove Minesso da pochi metri dalla porta non è riuscito a metterla dentro, e che avrebbe significato evidentemente il passaggio del turno. In ogni caso bene il Cittadella che ha passato il turno, adesso incontra il Lumezzane, a mio modo di vedere la più debole dell'8 del girone per quanto riguarda i play-off, e complimenti di cuore all'Arzignano perché ci ha provato, ha giocato, ha dato tutto quello che aveva. Questo è il calcio. Bravo Arzignano, bene Cittadella. Mentre al Mercante il Bassano ha perso contro il Calvinoale. Sconfitta casalinga per il Bassano, finisce 0-1 contro il Calvinoale. Si chiude così la stagione per i giallorossi che si piazzano all'8° posto. Una sconfitta indolore, visto che anche in caso di vittoria i play-off sarebbero rimasti irraggiungibili. Dispiace aver perso l'ultima, però si va avanti. La prestazione l'abbiamo fatta, avevamo qualche defezione, Caccini aveva fatto distorsione alla caviglia, De Carli aveva avuto la febbre, anche Stefanelli, vabbè Cecchin che è lungo de gente, però dai, niente alibi, ci abbiamo provato lo stesso. Ma mister Zecchin guarda comunque con soddisfazione al lavoro svolto. Ci sono stati ragazzi straordinari, soprattutto dopo l'inizio che non è stato per niente facile. A riprendere come hanno fatto loro e a risalire la classifica, soprattutto all'andata con 14 risultati consecutivi, non è da poco, quindi un plauso a loro, al mio staff, a tutti quanti e si riparte. Vi ricordiamo alle 21:15 Focus, ospiti questa sera Alessandro Manera, Luca Martello, Vivian Moro, Eleonora Paccagnella, Matteo Pressi, Stefano Valdegamberi e Matteo Zuccol. Ed è tutto anche per oggi dal TG Bassano, grazie per averci seguito e buona serata.